Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi mentre sto registrando è il 17 agosto, però voi vedrete questo video presumo il 1° di settembre, che tra parentesi è il giorno del mio compleanno, quindi tanti auguri a me quando andrà in onda questo video e se volete farmi un bel regalo lasciate subito un bel like al canale, ok? Fatto? Perfetto. Allora, oggi è una giornata un po' particolare, nel senso che voglio fare un video un po' particolare. E come saprete, l'11 di agosto è uscito WordPress 5.5. Io ho già fatto tutti gli aggiornamenti, ho aggiornato il mio tema, eccetera, eccetera, eccetera. In questo video vi volevo far vedere appunto le operazioni che io devo andare a fare, perché ogni tanto qualcuno me lo chiede, ogni volta che devo aggiornare il mio tema in relazione alla nuova release di WordPress. Perché qualcosina bisogna aggiustare, alcune volte vengono aggiunti dei blocchi nuovi da sistemarli, qualcosina viene a cambiare durante la strutturazione con l'uscita nuova del core, ok? Quindi devo sempre tenere d'occhio un attimino il mio tema e poi caricarlo. Quindi oggi ho installato per voi, vedete, ho WordPress 5.5 e al suo interno sono andato ad installare non tanto la 2.3.2 che ho già aggiornato, ma ho reinstallato una versione, la versione precedente, la 2.3.1. Infatti, come potete vedere, se vado alla sezione dei temi mi dice che è disponibile un aggiornamento, ma io in questo momento sto lavorando, ho installato la versione 2.3.1. ok? Che è quella che mi serve per andare a fare tutti i test del caso. Allora, sono tre le operazioni che devo fare in questo caso. Facciamo un passettino indietro. Allora, quando esce un aggiornamento di WordPress, un mesetto prima viene rilasciata la beta per gli sviluppatori. Io penso ci siano anche delle alfa che ad alcuni hanno accesso anche prima, ovviamente per poter aiutare a sviluppare. Io ovviamente no, non faccio parte del team developer. Quindi di conseguenza un mesetto prima riesco a installare la beta di WordPress nuovo. A quel punto me la vado ad installare, ok? E vado a caricarci il mio tema. Sono ovviamente tre i passaggi che vado a fare in questo caso. Il primo passaggio che vado a fare è quello di andare a questa sezione Team Unit Test di WordPress, dove posso scaricare da questo indirizzo GitHub un test unit tipo, ok, in XML, che mi permette di importare una montagna di contenuti di testing all'interno della mia struttura. Immagini, blocchi, cioè c'è tutta una sequenza di formattazione. Da queste pagine poi, che io ho già installato e verificato, ok, tipo se per esempio vado alla sezione articoli, vedete ci sono una montagna di contenuti dove mi vengono mostrate delle preview di vari blocchi, delle varie pagine, delle varie situazioni che si possono creare all'interno di WordPress. Quindi io me le passo una per una e poi carta accanto mi vado a segnare tutto quello che ho trovato che è da sistemare, da mettere a posto a livello di CSS, che stiamo parlando appunto solo di CSS. Mentre per quanto riguarda invece le funzionalità all'interno della struttura, sono due le altre operazioni che vado a fare. La prima è quella di andare ad installarmi il plugin per il check, che poi viene inserito sotto la voce aspetto theme check, vedete qui, che mi permette di andare a checkare il tema per vedere se ci sono delle dinamiche che non sono più, come si può dire, a norma con la versione con cui sto lavorando, o di miglioramenti da fare che poi vengono aggiunte delle dinamiche che adesso andiamo a vedere. E il secondo è questo qui, Sniffer, che mi permette di andare a vedere a livello proprio di linguaggio se tutto è stato costruito secondo determinati criteri o se ci sono degli errori o delle validazioni da sistemare. Ok? Allora, io ho già fatto tutti questi passaggi e ho già aggiornato anche il mio tema, quindi come vi dicevo prima sono tornato un attimo indietro e vi faccio vedere, aggiornando insieme a voi, come lavoro di solito, qual è il lavoro che vado a fare su questa cosa. Ogni volta mi vanno via un paio d'ore, oggi ovviamente sarà tutto molto più veloce perché mi sono già scritto tutte le cose che devo sistemare. Ok, allora partiamo dal primo presupposto. Allora vado nella sezione aspetto team check, la vado ad aprire, ok? E vado a vedere, qui vedete posso andare tramite questo plugin che trovate nella repo, è free, posso andare a scegliere quale di questi temi analizzare. Questo qui è il tema già aggiornato, lo tengo qui per eventualmente verificare alcune cose se per caso mi perdo un attimo per strada, altrimenti diventa un video lungo 2 ore e diventa una pizza. Allora vado a settare e faccio un controllo e lui mi dirà che ci sono degli errori, vedete? Mi dice che è obbligatorio tested up to missing from your style CSS header. Ok, allora devo andare a dichiarare nel foglio di stile, mi sta dicendo l'ultima versione che è stata testata. Non era obbligatorio fino a qualche tempo fa questo parametro, altrimenti l'avrei messo all'epoca, andava settato nel readme, nel file txt, scusatemi, delle spiegazioni del tema. Poi mi dice che è richiesta anche adesso nel CSS, sempre nello stile, la versione di PHP supportata e mi dice che non è stato possibile trovare la funzione WP Body Open, ok? Che
È da un po' che la chiedono sta cosa qua, non avevo ancora avuto tempo di metterci le mani e aspettavo il nuovo aggiornamento, oggi sistemiamo anche questa. Allora partiamo dalle prime due cose e vediamo se le andiamo a risolvere velocemente. Allora, in prima battuta, vediamo un po' che mi sono segnato un attimo, andiamo ad inserire qui, era tested up to, 2 punti, inseriamo questo commento e la versione testata era 5.5. Salvo il foglio di stile. Posso chiudere anche questo. Se rifacciamo il test, questo dovrebbe essere a posto, vediamo. Ok, vedete che questa è stata eliminata come opzione. Poi vado ad inserire, la metto qua di seguito, la seconda, che era la, mi chiedevano i require, quindi requires PHP. Vediamo un po', diciamo 7.0, mettiamo, tanto comunque sono sicuro che gira con la 7.0, anche se vi ricordo che suggerisce la 7.4 ed è deprecato dalla 7.2 in giù, se non ricordo male. Anche in questo caso possiamo andare a fare un controllo, vediamo se è tutto a posto, e infatti vedete ha tolto anche questa dinamica. L'ultima è quella della funzione wp body open, che basta cercarla sul codice un attimino e capire cosa vi chiedono. Questa è la funzione che va inserita, che va a applicare un nuovo gancio che va inserito prima della, appena dopo l'apertura del body, se non ricordo male. Quindi vediamo se me lo risolve, tanto qui dovrebbe bastare copiare. Allora secondo me basta che prendiamo questa parte fino a qui e dovrebbe essere già più che sufficiente. Questo qui va inserito quindi nel file header. Vediamo un po' dopo l'apertura del body, che è qua, ok, quindi potrei metterlo qui. Vediamo un po', vado ad inserirlo, sì, ovviamente se apro PHP aiuta. Ok, anche questo è fatto, vado qua e metto questo, salvo, ok, e anche questa qui dovrebbe essere teoricamente risolta, vediamo. E direi che questi test li abbiamo superati, quindi questa cosa l'abbiamo messa a posto. Mi ricordo che questo qui mi dava un problema, se non ricordo male, sì, adesso vado ad aggiornare qua, mi dava un problema con la barra, vedete che non è più cliccabile? La funzione wp body open mi dà un problema qui, quindi dovrò poi andare a sistemare lo z-index della mia header fissa, questa qui, ok? Che presumibilmente va solamente abbassata di un punto, vediamo nel foglio di stile, faccio un command F, cerco header o punto header, abbiamo 3 risultati, vediamo uno qua e uno qua, e questo, lo z-index secondo me se già lo metto solo a 99998 dovrei aver risolto il problema e dovrei poter di nuovo cliccare qui in alto. No, non è questo, come mai? Aspettate che apro ispeziona, così mi vota la cache, che potrebbe essere un problema di cache ovviamente. E infatti eccolo qui, vedete? Adesso è di nuovo cliccabile e selezionabile, quindi anche questo l'abbiamo risolto. Molto bene, adesso devo passare a Sniffer. Naturalmente poi alla fine dovrò andare a cambiare tutti i numeretti, prima di ricaricare dovrò passarmi tutti i file, mettere la versione 2. In realtà la versione, il numeretto qui aumenta a quello piccolo, l'ultimo, come nelle versioni WordPress, quando sono piccoli aggiustamenti come quelli che sto facendo in questa versione. Questo numeretto passerò alla 4 quando andrò a cambiare pesantemente alcune cose, e la 3 sarà un cambiamento totale, completo e abbondantemente pesante della strutturazione. Quindi adesso vado su Sniffer e andiamo a vedere che problemi abbiamo. In questo caso, vedete, posso andare a analizzare i requirements. Questo è richiesto, gli altri sono opzionali, quindi non li guardate nemmeno. Con una versione minima di PHP 5.6 io direi che posso usare questo tranquillamente. E anche in questo caso vado a fare un bel go e vediamo cosa ci dice in relazione a quello che trova. Vi ricordo naturalmente che prima di fare tutte queste operazioni andare sul wp-config e andare a prendere la costante wp-debug e mettere in opzione true per vedere se ci sono errori di PHP. Allora, error, page content, page full size, ok, questo lo sapevo, e readme. Allora, cosa sono questi? Questi qua sono degli errori che sta dando da un po', che all'inizio quando ho pubblicato il tema non dava, per cui se io utilizzo uno slug all'interno di page trattino come template, ok? Vedete, in questo caso ho i due template, page content e page full size. Se io creassi una pagina content, a questa automaticamente verrebbe assegnato attraverso lo slug quel template nello specifico. Quindi loro hanno deciso di cambiare questa dinamica e questi che vengono chiamati page dovrebbero essere rinominati in template, che vanno a svolgere lo stesso identico ruolo, ok?
Però di per sé così non c'è più il rischio che vengano associati in automatico. È anche vero che difficilmente io creerò una pagina che si chiama content e una pagina che si chiama full size, però loro comunque mi fanno notare questa cosa. Infatti vedete che adesso se cambio questa e metto template invece di page, quando vado a rifare il test uno dei due errori viene tolto, vedete? Perché non ho mai fatto questa modifica anche se da un po' che la richiedono? Perché questa è una modifica strong che farò quando rilascerò magari la versione 2.4, perché se io vado a modificare questi file, chi di voi sta usando il mio tema e va ad aggiornare, i template pagine assegnati saltano, perché ovviamente non esistono più le pagine di riferimento. Attenzione, saranno esattamente gli stessi che andrete a poter riutilizzare mettendo quelli col nome corretto che vi appariranno dal menu a tendina delle pagine, ok? Però di per sé in automatico lui non sarà in grado di riconoscerli, quindi prima di fare una modifica che comporta una così grossa rottura di coglioni per voi che state usando il mio tema, aspetterò di rilasciare una versione un po' più strong, ok? Dove avviserò. Allora, il modello qui, warning della licenza, invece è una cosa che da un po' che mi sta segnalando e non la capisco, e vi spiego perché non la capisco. Mi dice che non ci sono dei criteri determinabili per la licenza che io metto nel readme del tema. In realtà, ovviamente, quando faccio queste cose vado a studiarmi un attimino quelle che sono le dinamiche che mettono sul piatto i temi free in repo, anche quelli ufficiali. Non a caso non mi sto preoccupando di sta cosa per un motivo molto semplice, perché io sono pignolino su queste cose qua, però se vi vado a fare lo stesso test sul 2020, che è quello ufficiale, e facciamo go, guardate un po' cosa succede. Oltre al fatto che mi escono 1 miliardo di avvertimenti, il che vuol dire che se non ne tengono conto loro non capisco perché devo impazzirci io, ok? Però di per sé a un certo punto vedrete che troveremo lo stesso identico problema di licenza, vedete? Quindi sinceramente io non so cosa farci, perciò intanto la lasciamo lì, prima o poi sistemeranno. Ricordate che io sono un po' paranoico su queste robe qua, cioè sono disturbato su queste robe, quindi mi dà un po' fastidio lasciare le cose così a cazzo, però pazienza, insomma, me ne farò una ragione. Bene, fatti questi passaggi, andiamo a lavorare direttamente, qui posso anche chiudere, su quelle che sono le problematiche che ho riscontrato. Aspetta che me le vado un attimo a vedere. Allora, partirei dalle pagine, a livello proprio di stile, da sistemare. A questo punto vado a vedere le pagine, mi ero segnato, vediamo un po', che nella pagina... No, test la faccio dopo. Vediamo gli articoli. Allora, negli articoli mi sono segnato che il bottone ha un problema. Ok, quindi nel blocco dei bottoni, vediamo, visualizza. Modifica anche. Abbiamo un problema perché hanno aggiunto un bordo al bottone outline. Ok, allora devo togliere questo bordo qua che hanno aggiunto loro e che mi dà un po' di fastidio rispetto alla mia idea. Allora vado a ispezionare e vado a verificare un attimino qual è il problema. Allora, se io vado sul div block button di style outline, ok, io ho il mio bordo da 1 pixel che è quello che ho messo io, che se lo vado a togliere ovviamente mi toglie anche gli altri, vedete? E quindi va a eliminare anche il colore su quello lì. Mentre loro cos'è che hanno fatto in più su questo? Hanno aggiunto probabilmente... Eccolo qui, non tanto sul bottone ma sul marcatore A hanno inserito, eccolo qua, un bordo da 2 pixel, è questo, sì, ok, che mi va a sovrascrivere questo che devo aver messo io, ok, su border 0. Allora vediamo un po', mi vado a copiare queste classi qua, così le posso richiamare, vediamo se quello lì mi sa che l'avevo fatto io. Infatti ho un found, eccolo qua, vediamo, eccolo qua, vedete c'avevo già il problema, quindi qua in teoria me la dovrei cavare mettendo semplicemente un important, salvo, vado a rivedere e teoricamente mi ha sovrascritto il loro, eccolo qui, perfetto, ottimo, e questa qui è risolta. Poi delle altre cose che avevo verificato, vediamo un po' cosa avevamo, articoli, blocco widget delle select, ok, allora select. Blocco widget, vediamo un po', torno di qua, articoli, blocco widget, dove sta? Widget, eccolo qui, blocco widget, facciamo modifica e visualizza, vediamo un po' cosa dice. Allora, select, dove stanno? Ah, eccole qua, bene, perfetto, ah, vedete, manca il pezzo qua. Allora, questa qua è curiosa perché questo problema, avevo aggiunto delle righe di codice ad hoc per risolvere questo problema nella release precedente, in WordPress 5.4, ok? Perché mi dava questo problema, che
dovevo aumentare un po' lo spazio perché non riusciva a gestire in autonomia le select. Adesso probabilmente l'hanno sistemato, quindi la mia modifica crea il problema che da loro è stato sistemato. Quindi in questo caso dovrei avere solamente un problema di altezza da sistemare. Vediamo un attimino, cerchiamo, se non ricordo male avevo dato una misura fissa di, vediamo, tra found, select, questa no, eccola qua, una misura fissa di 40 pixel, per proprio andare a sistemare quel problema che avevano messo sul piatto loro. Ora salvo questa, ok, cioè tolgo proprio quella parte lì e teoricamente, vedete, ho risolto il problema. Quindi anche questa è una cosa che può succedere, cioè la mia soluzione al problema precedente crea un problema una volta che loro hanno risolto il problema, ok? Benissimo, anche questa qua è una cosa che succede e quindi devo rimettere mano a delle cose che avevo già sistemato. Poi, allora, vediamo, il VP Block Cover mi ero segnato che ha un problema nella sezione del blog vero e proprio, quindi non page, teoricamente che ho il blog, l'anteprima del blog, dovrei avere un problema con le altezze, vediamo un po', eccole qua, vedete, con le altezze del blocco cover, che per qualche motivo che ignoro va a prendere, e qua mi sballina tutto sicuramente, va a prendere un 8 100% da qualche parte che non ha alcun supporto nella maggioranza dei sistemi operativi, ma questo sicuramente l'hanno aggiunto loro perché non è roba che ho messo io. Quindi vediamo un po', display, flex, qui no, il block cover è questo, vediamo dove c'è un 8 al 100%, eccola qua, vedete? VP block cover 8 100%, se io tolgo questo torna tutto a posto. Ok, allora per fare questo devo andare a sovrascrivere questo qui. Allora nel foglio di stile, vediamo, posso andare a metterlo qui tra gli asset iniziali, potrei dirgli come sovrascriviamo il 100%, a me serve che sia auto ovviamente a sto punto, quindi vediamo un po', page, no, mi interessa, vai su, allora typography anche no, ma qui ci sono già di block, button eccetera, vabbè lo mettiamo qua alla fine, poi lo sistemerò con calma, insomma, voglio dire, e non mi ricordo più l'ordine di dove ho messo le cose, facciamolo qua. Allora vp-block-cover, ok, me la dovrei cavare dandogli un height auto che vada a sovrascrivere, vediamo se servono importano oppure no, ma mi sembra di no, che vada a sovrascrivere questo problema, vediamo un po', tac, yeah, ok, dovrebbe essere a posto adesso. Assolutamente sì, vedete? Avendo sovrascritto quel problema lì è tornato tutto in ordine e quindi non ho più alcun problema di sballinamenti vari ed eventuali. Sì, perfetto, ottimo. Allora, l'ultima cosa che avevo riscontrato come problema ce l'ho nelle pagine, e questo me l'andrò a sistemare con calma però, perché comunque avete visto la procedura è questa, no? Quindi cos'è che succede? Avevo visto che nella pagina test, se vado a visualizzare, ho un problema, vedete, con questa novità, la large header, che mi sfora sopra le gallery delle immagini, quindi c'è da sistemare un attimino, ispezionerò e andrò a vedere un attimino cosa, come, quando e perché. Ok? Allora, tecnicamente poi io avevo già verificato tutto e tutto è bello e fatto e completo, anzi, giusto per evitare, per farvi vedere la risoluzione del problema, facciamo anche una cosa fatta bene, visto che tanto comunque ce l'ho fatto. Vado nella sezione degli aggiornamenti e mi vado ad aggiornare il tema dove ho già risolto i problemi, vedete? Quindi faccio un bel aggiorna tema. Lui adesso me lo va ad aggiornare, mi va a prendere a repo quello che ho già caricato. Io a questo punto cosa avrei dovuto fare nel mio 231? Andare a sovrascrivere tutti i numeretti, eccetera, 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 e andare poi a ricaricarlo nella sezione di WordPress attraverso il mio account dove posso andare a fare le modifiche al tema. Allora, e caricare gli aggiornamenti di conseguenza, quindi qui avevo già risolto il problema se non ricordo male, infatti vedete che in questa versione è già tutto bello e risolto, come tutte le altre problematiche. Molto bene ragazzi, allora questo è il lavoro che normalmente io vado a fare ogni volta che esce un aggiornamento di WordPress. Un mese prima mi preparo tutte queste cose, faccio un ultimo test definitivo e di solito il giorno dopo l'uscita della versione di WordPress rilascio il mio aggiornamento, ok? Questo per portarvi un attimino a vedere un po' se avevate un po' di curiosità come funziona la procedura del povero sviluppatore di temi, ok? In tutto questo ovviamente io non guadagno una mazza, ma imparo un sacco di cose. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, ok? So che state aspettando la terza lezione del, tra virgolette, videocorso per creare temi custom, vi prometto che uscirà la prossima settimana, avevo altri video da fare,
ok? E quindi la prossima settimana in teoria 1 più 7 sarà tipo l'8 di settembre, in teoria. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, attendo come sempre i vostri commenti se avete delle curiosità, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima. See you next time!